Cari amici di Toscana Sprint, con le immagini siamo a Santa Croce sull'Arno in provincia di Pisa per il Gran Premio Sfera Safety e il Gran Premio Gronchi Safety, terzo trofeo di Santa Croce sull'Arno, gara riservata alla categoria degli esordienti del primo e del secondo anno. Ovviamente sarà una giornata dedicata al ciclismo perché la mattina si correranno le gare proprio come abbiamo detto esordienti ed allievi, poi ci saranno le donne esordienti e allievi, e la giornata azzurra, una gara a carattere regionale. Qui vediamo i pre-gara, si stanno accingendo a partire la categoria degli esordienti, gara organizzata dall'Unione Ciclistica Santa Croce sull'Arno. Ricordiamo anche la giuria che sarà in questa gara, con il presidente di giuria Roberto Villani e il giudice d'arrivo che sarà Marco Valleri, mentre il direttore di corsa sarà Francesco Zingone e il vice direttore di corsa sarà Cinzia Simonelli. Qui vediamo ancora il pre-gara. Questa è l'ultima gara, tra l'altro dobbiamo dire stagionale, per la categoria esordienti ed allievi, mentre invece qui vediamo ancora le varie precauzioni prese ovviamente per il problema Covid, per rispettare il protocollo del Covid, la misurazione della febbre, e poi anche soprattutto abbiamo visto prima Mario Mecacci, direttore di corsa anche lui, che ovviamente stava indicando i vari braccialetti messi sia per gli atleti che per i vari addetti ai lavori e anche per le persone che ovviamente sono al di fuori come genitori e così via. Qui vediamo che i ragazzi si stanno schierando, ci sarà l'estrazione dei numeri per la misurazione dei rapporti, che poi si andranno a schierare piano piano tutti gli atleti. Gli esordienti del primo anno erano ben 64 al via, mentre gli esordienti del secondo anno erano su per giù lo stesso numero. Ricordiamo anche alcuni sponsor della gara: la Gronchi Safety e la Sfera Safety di Stefano Gronchi. Poi un ringraziamento va anche al comune di Santa Croce sull'Arno, che ha permesso la realizzazione di questa giornata azzurra, alla sindaca Giulia Deida e all'assessore Simone Coltelli, assessore dello sport del comune di Santa Croce sull'Arno Simone Coltelli. Qui vediamo ancora alcune immagini del pre-gara, mentre stanno per prendere via questi atleti che faranno il percorso, che è un percorso totalmente pianeggiante, un anello di 2 km 800 metri. Lo percorreranno per 10 giri, mentre qui vediamo le operazioni di misurazione rapporti, che nella persona di Roberto Villani, che stava guardando, stava visionando anche i vari atleti che vengono chiamati alla misurazione rapporti. Noi diciamo anche le formazioni, elenchiamo le varie formazioni che hanno preso il via mentre gli atleti si stanno schierando per il via ufficiale. Qui vediamo Francesco Zingoni, che sta per dare il via, e vediamo anche le mascherine, l'importanza delle mascherine ancora in questa gara, e il via ufficiale che è partito ora per questi atleti che faranno 10 giri di questo percorso di 2 km 800 metri, per loro l'ultima gara stagionale. Elenchiamo anche le formazioni che hanno preso il via: il pedale toscano Ponticino, il team Val di Nievole, la ciclistica Mobilieri Ponzacco, la ciclistica Appenninico 1907, la gruppo sportivo Butese, la Donoratico Carli Salviano, la variante, l'Unione Ciclistica Coltano Gruppo e Costruzioni, il Velo Club Empoli, la Polisportiva Mille Luci, l'Unione Sportiva Dilettantistica Monte Carlo Ciclismo, la San Cascianese, la San Miniato Ciclismo, la Gastone Nencini, il Gruppo Sportivo Vianova, l'Unione Ciclistica Empolese, l'Aquila, l'Albergo del Tongo, il pedale Certaltese, il pedale Senese, anche la Bessi di Calenzano, il Velo Club Empoli. Qui intanto ancora le cose, la Pian di Mommio Speedy Bike, e queste sono le formazioni che hanno preso il via, mentre qui siamo con le prime pedalate. Ovviamente di solito si tende sempre a fare la scrematura all'inizio, perché questo è un percorso che per molti atleti è più facile affrontare magari gare in linea piuttosto che queste gare dove si va a scatti. Qui vediamo anche siamo sotto l'arrivo, passaggio, siamo al secondo giro, secondo passaggio, c'è uno scatto, la maglia del campione regionale sembra quella di Franchi dell'Albergo del Tongo, è proprio lui in testa. Poi gli atleti della San Miniato Ciclismo,
Eccolo qui, vediamo, abbiamo sentito anche alcuni perché questa curva è particolarmente pericolosa, lo vediamo in mezzo a una rotonda. Qui siamo passati invece alla fine del terzo giro, è evaso dal gruppo Alessio Anguillesi della Coltano Grube Costruzioni, uno dei favoriti di questa gara. Lui se la poteva giocare anche in volata. Vediamo che dietro però stanno cercando di rientrare, è un atleta della Bessi di Calenzano in questo momento a tirare. Si tratta di Marco Merola, dietro di lui l'atleta del gruppo sportivo Vianova, si tratta di Diego Prosperi. E loro hanno Dani, che il gruppo sportivo Vianova può contare su Dani, ma occhio anche a Stefanelli della team Valdignevole, Andrea Stefanelli. Qui vediamo che è stato ripreso il tentativo di Alessia Anguillesi, ha provato a anticipare. Vediamo anche Iacchi della Polisportiva Mille Luci, lui del primo anno. Ricordiamo le categorie sono unite, primo e secondo anno. Vediamo anche Di Riccio nelle prime posizioni del team Valdignevole, passato ora anche davanti la nostra telecamera l'atleta Garramone della Empolese, mentre qui siamo con le immagini al quinto giro, al quinto giro di gara. C'è sempre Franchi, Samuele Franchi dell'Albergo del Tongo in testa al gruppo, e però mi sembra che il gruppo era lì vicino, quindi potrebbe andare a chiudere nel giro di poco. Vediamo ancora altri. Siamo ancora con le immagini sempre su Franchi, attivissimo le cose, ma al sesto giro di gara, e c'è sempre Samuele Franchi dell'Albergo del Tongo, la maglia del campione regionale della categoria esordienti del secondo anno, abbissato il successo dell'anno scorso, vinto a San Salvatore in provincia di Lucca l'anno scorso, un percorso più difficile rispetto a quello di quest'anno, però è riuscito a mantenere quella maglia sulle spalle anche questo anno. Qui siamo nella zona industriale del percorso, non ne approfittiamo anche per i ringraziamenti dell'Unione Ciclistica Santa Croce sull'Arno, come quello del comandante della Polizia Municipale, il dottor Sandro Ammannati. E qui vediamo che siamo dietro con il gruppo, con l'atleta della Donoratico che sta facendo l'andatura, un altro dei favoriti Davide Buffalini che sta facendo l'andatura. Ovviamente sono tutte energie che si consumano, però sono scatti e controscatti. Poi Anguillesi in seconda posizione, poi anche atleti della San Miniato, Iacchi lo vediamo in prima parte, arrivano anche Di Riccio e Stefanelli nelle prime posizioni per cercare di prendere posizione. Vedremo se sarà una volata, di solito è così, però non è niente, non è facile da capire. Intanto c'è uno scatto in testa al gruppo, siamo al metà del settimo giro con un atleta della formazione del pedale toscano Ponticino, non siamo riusciti a identificare di chi si trattasse, gruppo molto allungato. Vediamo, ci sono stati anche dei frazionamenti, dobbiamo dirlo, molti si sono staccati, sono una trentina di corridori davanti al gruppo, non di più, che dovrebbero andarsi a giocare la volata, però non è detto. E siamo all'ottavo giro, c'è Garramone della Empolese che sta provando a uscire dal gruppo, azione decisa quella del portacolori della Unione Ciclistica Empolese, Stefano Garramone, ma c'è Iacchi al primo anno in categoria, Niccolò Iacchi, che è andato a chiudere subito, e c'è Franchi, Samuele Franchi, prosegue nell'azione il portacolori della Polisportiva Mille Luci con Garramone che è un secondo anno, mentre Iacchi al primo anno, ma Samuele Franchi non si fa cogliere di sorpresa, bravissimo fino ad ora, attivissimo, sorpresa perché Samuele Franchi l'anno scorso ha vinto un campionato regionale in volata, quindi aveva anche dalla sua questa carta da giocare, ma ha deciso di correre all'attacco. Coraggiosa la corsa di Samuele Franchi, mentre qui vediamo a chiudere il gruppo Martinelli del team Valdignevole, Daniele Martinelli, che ha una cinquantina di metri da recuperare sul gruppo. È lì, possiamo dire che se ci sarà un attimo un rallentamento rientra dentro, quindi possiamo dire ce la può fare. Ecco, infatti in questo momento si sta appallando il gruppo e quindi potrà rientrare dentro. L'importanza anche quando si rientra di provare ad andare subito nelle prime posizioni, perché ci potrebbe essere, come in questo momento, subito uno scatto e chi rientra rimane subito al gancio, rimane dietro, perché sembra una maglia della Vianova che è andata via, da dietro non riusciamo a identificarla. Vediamo se col zoom della nostra telecamera è una maglia del Ponticino, sicuramente dietro non riusciamo a identificare, mentre con le immagini siamo all'ultimo giro. Da solo al comando Gabriele Fondelli del gruppo sportivo Putese, è riuscito a evadere dal gruppo e ora si va
ad affrontare l'ultimo giro. Quando passerà sotto l'arrivo ci sarà il suono della campana, siamo sul dirizzone proprio d'arrivo. Vediamo anche Massimo Santerini, direttore sportivo abutese, incitare il suo atleta. Vediamo dalla telecamera fissa, vediamo anche il vantaggio dell'atleta dell'abutese. Passa ora in testa, sta scuotendo il capo, sta dando fondo a tutte le sue energie Gabriele Fondelli. Abbiamo sentito più che altro il suono della campana, e è sempre Niccolò Iacchi della Polisportiva Mille Luci che si sta facendo carico dell'inseguimento ai danni di Fondelli. Non sarà facile, però bravissimo anche al primo anno in categoria Niccolò Iacchi. Ora c'è di nuovo il forcing di Samuele Franchi dell'Albergo del Tongo, lo segue subito Anguillesi, sono riusciti a prendere una ventina di metri, stanno venendo via 2 atleti al secondo anno in categoria. Si volta Anguillesi, capisce che sta andando, chiede collaborazione Franchi in questo momento, passa ora a fare l'andatura l'atleta della Coltano Grube Costruzione, si volta a vedere il vantaggio, se sono riusciti a prendere un po' di spazio Franchi, ma ora appena si potrà voltare la nostra telecamera, un po' di vantaggio sembra averlo preso. Si volta la nostra telecamera e c'è in testa al gruppo Stefanelli che sta facendo l'andatura. Dovrebbe essere Andrea Stefanelli del team Valdignevole che sta uscendo dal gruppo con un atleta della Donoratico, sembrava. Poi ecco un atleta della Fosco Bessi, è esplosa la corsa in quest'ultima tornata. Ecco arrivare anche le maglie della Monte Carlo Ciclismo Pizzeria La Rusticanella. Vediamo ancora altri atleti lì davanti, non sono rimasti in tanti, si portano ancora. Abbiamo visto ripassare Iacchi in questo momento, Dani che chiude un po' più indietro, strano vederlo lì nelle ultime posizioni. La speranza di una volata, la sua, lui che insomma in volata se la cava anche egregiamente. Vediamo che sono rimasti veramente in pochi, non sono rimasti in tanti. A chiudere un'altra atleta della Butese, si tratta di Cristian Caponi. Con le immagini siamo all'ultimo chilometro, abbiamo visto ultimo chilometro per Gabriele Fondelli, sempre lui da solo in testa alla corsa, è riuscito a evadere all'ultimo giro. Vediamo se ce la farà il gruppo, ma non ce la sta facendo, sembra essere Anguillesi davanti a fare l'andatura. Ora dovrà dare fondo a tutte le sue energie, è stanchissimo, lo vediamo, è riuscito con un bel colpo veramente Gabriele Fondelli a venire via e potrebbe farcela perché il vantaggio è buono. Difficilmente potranno rientrare e si giocheranno probabilmente il secondo posto, perché Gabriele Fondelli sta veramente andando verso la vittoria. Ultima curva, dirizzone finale per quella che potrebbe incoronare Gabriele Fondelli come vincitore. Ancora a rilanciare l'azione l'atleta del gruppo sportivo Butese. Vediamo Santerini ancora a incitare, ha capito probabilmente che non ce la faranno da dietro a venire via e quindi dovrebbe essere lui tutti a incitare l'atleta della Butese che ha fatto un bel numero. Difficilmente arriva una fuga, ma negli esordienti bisogna anche saper cogliere l'attimo. Ora in questo momento alza le braccia al cielo, la vittoria di Gabriele Fondelli della Butese. La seconda posizione sembra essere Andrea Stefanelli del team Valdignevole che va a vincere infatti davanti a Alessia Anguillesi a Coltano Grube. Quarto Samuele Franchi dell'Albergo del Tongo e quinto Pietro Frasconi del Pedale Toscano Ponticino. Questi primi 5 generali. Poi per la categoria del secondo anno Fondelli davanti a Stefanelli, terzo Anguillesi, quarto Franchi e quinto Leonardo Sica della Monte Carlo Ciclismo. Qui con il replay andiamo anche con il primo anno. Primo Pietro Frasconi del Pedale Toscano, secondo Iacchi della Mille Luci, terzo Fiaschi della Coltano Grube, quarto Giulietti della Gastone Nencini e quinto Galligani della Mille Luci. Possiamo andare alle interviste di rito. Gabriele Fondelli, gruppo sportivo Butese, sei riuscito una corsa così piatta a venire via del finale e a cogliere un successo che per distacco era difficile. Sì. Allora, i primi giri ero sempre nel gruppo, ero un po' arretrato. Poi ho visto Lavorini che è partito e gli sono andato dietro. Poi a un certo punto ho rallentato perché non ce la facevo. Poi mi sono reso conto che il gruppo era un po' arretrato e quindi mi sono messo insieme a lui. Abbiamo fatto qualche metro, qualche chilometro insieme. Poi ho visto che non ce l'ha fatta e sono partito e da lì sono stato tutto il tempo da solo per quegli ultimi 3 giri. Una dedica speciale per questa vittoria? La voglio fare intanto prima di tutto alla squadra e poi soprattutto alla famiglia che c'è sempre stata per tutte le gare. Andrea Stefanelli, team Valdignevole, per te forse una sconfitta che vede più visto che sapevi che in volata potevi vincere. C'è stato un attimo di indecisione quando è partito Fondelli? Sì, quando è partito Fondelli nessuno gli è andato dietro e poi è arrivato all'arrivo, sapevo di essere veloce e sono riuscito a vincere la volata di gruppo.
Ecco, hai fatto anche una corsa abbastanza intelligente perché sei sempre stato nelle prime posizioni del gruppo, quindi sapevi di giocartela lì. Sì, ho corso sempre davanti anche perché è il mio modo di correre e poi in volata sono stato il più forte. Siamo con il terzo classificato della categoria esordienti del secondo anno, Alessio Anguillesi. Quest'oggi, purtroppo nel finale, Fondelli è riuscito a battervi con un colpo, diciamo, anche di astuzia. Tu non ci hai provato ad andarci dietro o aspettavi apposta la volata, speravi che qualcuno andasse a chiudere? No, io in corsa avevo attaccato 3 o 4 volte, sì che non avevo molto la gamba, lo aspettavo che ci andassero gli altri. L'ultimo giro gli eravamo vicini, solo che poi nessuno collaborava. È arrivato all'arrivo e è andato forte, non ci si può fare niente. Ecco, sappiamo dell'imminente prossimo anno passaggio negli allievi. Allora, quest'anno, nonostante la stagione ridotta, com'è andata secondo te? Ma diciamo bene, ho fatto 3 quarti posti e oggi un terzo posto, poi c'è stata un po' di sfortuna per qualche caduta, però va bene, dai. Siamo con il vincitore della categoria esordienti del primo anno, Pietro Frasconi, allora del pedale toscano Ponticino. Oggi per voi del primo anno è stata una corsa magari particolare, eravate primo e secondo anno insieme, hai aspettato la volata, sei riuscito ad arrivare lì davanti con i secondi anni e a cogliere questo successo? Sì, non ci sono state fughe, è stata molto dura perché correre con i secondanni è sempre più dura delle corse con i soli primanni. Però ce l'ho fatta restare davanti, prendere l'ultima curva in testa e superare Niccolò alla fine e a rivincere. Una dedica speciale per questa vittoria? Alla squadra, ai compagni, ma soprattutto a un mio amico che il suo babbo ha fatto un incidente e spero si rimetta presto. Siamo col secondo classificato, categoria esordienti del primo anno, Niccolò Iacchi. Allora, per te sapevi che ovviamente avevi la volata dalla tua parte, però hai provato anche a attaccare qualche giro prima, vero? Sì, ho provato molte volte, però non c'è stato molto accordo tra le fughe. L'ultimo giro ho visto quello del secondo anno della Butese, sono partito e ho ripreso uno del Vianova, ma poi non ce l'ha fatta più e quindi sono rimasto a galleggiare lì in mezzo e poi mi hanno ripreso l'ultimo giro. Una dedica per questo podio? La dedico a tutta alla famiglia, poi i direttori sportivi mi sostengono e mi hanno allenato per tutto questo tempo e soprattutto a compagni di squadra. Valentino Fiaschi, terzo classificato della categoria esordienti del primo anno da Coltano Grube. Allora, oggi ci sono stati diversi scatti e controscatti in questa gara, tu sei rimasto sempre lì nelle prime posizioni del gruppo e poi questa volata che ti ha concesso questo terzo posto. Sì, è stata una gara molto movimentata, soprattutto verso metà gara dove tutti, essendo un percorso pieno di curve, volevano andare via, provare a fare una fuga. Io essendo un primo anno non ho mai tirato, sono cercato sempre di stare a ruota. Poi in volata ero posizionato bene, peccato che mi sono trovato sulle transenne, un esponente del Monte Carlo del secondo anno non ce l'ha fatta a fare la volata e io l'ero a ruota, quindi ho dovuto smettere di pedalare e perdere 5 metri sui primi due, che poi sono arrivati al photo finish e io sono arrivato 5 metri indietro. Ecco, era l'esordio per te quest'anno in categoria degli esordienti, come è andato per questi, insomma, anche ridotta stagione? È andata molto bene, pensavo anche di fare peggio, sinceramente è andata discretamente bene, dai.